Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 3. Nell'episodio precedente abbiamo finalmente conosciuto Citra, fatto qualche avamposto, cacciato un bel po' potenziandoci tipo il portafoglio, lo zaino, varie cose. Io mi sono messo il cecchino, gli ho messo il silenziatore e come arma secondaria abbiamo pure la mitraglietta. In questo modo possiamo sia sparare cazzuti e sia avere... Cazzo è un... minchia, un orso. Questo potrebbe servirmi, aspetta. L'ho preso ma mi sa che non è morto. L'ho ripreso. Minchia, ma è tostissimo. Che cazzo è? Oddio! Mamma mia, mi sono cagato. Meno male che è morto. C'è un altro? Fatemelo scuoiare con calma, per cortesia. Ok. Pelle di orso. Sono un po' troppi. Un branco di casuari non penso sia il caso nostro. Certo, potremmo ucciderli giusto per vendere la loro pelliccia. Magari valgono un po'. Bella sta mitraglietta, raga, tra l'altro. Dammi il cuoio lì, senza un minimo di rispetto. Guardalo lì. Ok, quindi dobbiamo dirigerci verso questa baraccopoli adesso. Quindi farei io un viaggio rapido, dato che possiamo farlo. Andiamo direttamente a Bad Town. Ok. Siamo qui. Questo posto è lo stesso del mio sogno. Mi piace essere un burattino. È facile, basta lasciarsi andare. Non se la passano bene. Questa baraccopoli, ragazzi, è una delle baraccopoli, appunto, villaggi su Far Cry 3, secondo me più bello, proprio stilisticamente parlando. Cioè, guardate qua. Una baraccopoli super povera, con questo fiume che passa. Gente qua, povera, per strada. Mezzo alla spazzatura, ragazzi. Qua c'è tipo un night. Ehi, tu! Io e te potremmo divertirci molto. Vabbè, cagare. Lo so. Guarda qua. Si sentono male, saranno tipo, non so, ubriache, drogate, vai a capire. I materassi. Cioè, proprio è fatto proprio da Dio. Guarda qua il pescivendolo. Mi rifiuto. Immaginate. Non mi vende niente, Sparta. Cagare, magari ti salvavo la giornata. E invece, proprio bello. E questo qui è il bar che noi vedevamo nel nostro sogno. Devo trovare l'uomo in bianco. Ok. Guardate qua. Anche questo tavolo lo ricordavo. Eccolo, guardalo. Saputo del bamboccio. Non parlare del bamboccio. Lo tiri sempre fuori mentre giochiamo. Di chi cazzo state Il parlando? bamboccio scappa dalle prigioni di Vaas e poi inizia a fare a fette tutti con un macete. Ah, questa è la versione peggiore di sempre. Hai rovinato la suspense. Forse deve entrare in gioco Hoyt, se è vero. Hoyt concluderebbe in fretta di sicuro. Lo ucciderebbe col suo macete. E non sarebbe la prima volta. Hoyt è un artista. Lo ucciderà quel campione. Dico bene? Attenzione, guarda. Che aveva? Oh, lì. Ma come si avvicina? Bella mano. Attenzione. È quello della mia visione. Mi porterà da Kit e Oliver. Mamma mia. Inseguiamolo subito. Quell'uomo è la chiave di tutto. Lo so. Ok, però penso non debba farmi sgamare. Senza farti notare, esatto. Ok, quindi teniamo magari cammino qui basso. Quindi hai capito. Noi bevendo sta cosa come cazzo abbiamo fatto a comunque vedere, avere delle visioni comunque su cose realmente esistenti. Cioè noi abbiamo visto una baraccopoli che non conosciamo nemmeno. Abbiamo Devo visto. stargli dietro. Qua sono. Adesso mi nascondo qua. A volte si gira. Ma come lo stiamo inseguendo malissimo, eh? Magari dal pescivendolo. Mi mimetizzo dietro il pesce. Informazioni sui clienti. Oh, Le ho scritte. Non uso spesso la penna. E dire che ho pure studiato. cagare. Soldi. Portalo dentro, liberati di lui. Ehi!
Pensi che stia gonfiando i prezzi? Succhi e E perché belle dovrei? parole per te? Lavoro stanotte. Anch'io, caro. Ah certo, è ovvio. Giro. Oh, vai a cagare, devo ascoltare, cagare. Compare sempre non perderlo di vista, ma io so dove. Mamma mia, se si gira ora è finita. Ultimo pompino? Mi ha visto. Come ultimo pompino, ma mi dissocio. Sta andando avanti, dai, proseguiamo. Quello lì è ubriachissimo. Dove cazzo sta andando? Gira a destra. Ok, calma. Si guarda alle spalle. Ed entra su quel posto, ok. Non ci devo sarà. perderlo. Ok, quindi sappiamo dove è andato. Allora, adesso noi dovremmo entrare qua dentro. Però che ne dite se prima di entrare qua dentro ci facciamo una botta alla radio in modo da vedere un pochino dove siamo, come è composta la zona, no? Velocemente mi andrei a fare sta roba. Come siamo messi ad abilità? Abbiamo 3 punti abilità. Ah, ma mi sa che non si è salvato un cazzo. Io mi ero messo questo e le uccisioni a catena. Perfetto. E abbiamo un punto abilità. Ricevi il doppio degli elementi. Ah, perfetto, scoiandoli normalmente. Quindi non serve se lo uccido con l'arco. Io ricordavo che se uccidevi gli animali con l'arco raccoglievi il doppio delle pelli. Invece no, ricordavo male io. C'era proprio l'abilità. L'importante è che gli animali non vengano uccisi con gli esplosivi, questo me lo ricordo. Non ti dà la pelle, ti dà pelle rovinata, una roba che comunque non vale se per esempio prendi un orso e te lo fai con il bazooka, capito? Ma dai, vai a cagare. Ma come cazzo si sa? Mamma mia, già qua è tutto più stretto. Questo c'è pure morto, mi sa che ha avuto la mia stessa idea. Questo buon uomo, ma non è andata a buon fine. Vedete già qua come iniziano ad essere più distrutte, Comunque raga, non è facile realizzare circa tipo 20 torri. Non so adesso quanti sono, ma sono circa 20 torri che le hanno realizzate tutte diverse una dall'altro. E tutte straspaccate che non si sa manco come tengano, però vabbè. Secondo me è un bene che ci sblocchiamo prima la mappa, così almeno vediamo un po' tutto ciò che ci circonda. Guarda dov'è la baraccopoli, guarda che bella raga. Una baraccopoli nel nulla. Cioè... Vai, conquistiamo pure quest'altra zona. 6 su 18. Ah, quindi sono 18. Oh, gratis nei negozi dell'RPG l'abbiamo chiamato. Guarda, pure il cecchino che abbiamo ora è gratis. E questa roba qua, secondo me, è un po' una cazzata. Perché il gioco, perché mi fai prima comprare un'arma se poi più avanti nel gioco la vai a sbloccare, no? Preferirei, onestamente, che al massimo ti va a regalare un'arma unica che si ottiene solo andando avanti e scalando le cose. Magari sta cosa ti fa crashare il gioco, come tutte le altre cose. Ok, ricapitolando, stavo dicendo magari questa cosa può stimolare di più un giocatore ad andare in esplorazione, a fare robe, perché queste cose possono benissimamente essere evitate. Comunque, prima di andare di nuovo alla baraccopoli, mentre siamo qua ci facciamo pure quest'altra missione che comunque ci dà dei soldi. Ed è una missione come quella che abbiamo fatto, se non sbaglio, nell'episodio precedente, dove dobbiamo consegnare delle medicine, dei rifornimenti medici a persone, gente, villaggi vicini che ci vengono comunque pingati. Madonna. Perfetto, quindi abbiamo un tempo e dobbiamo cercare di arrivare lì il più velocemente possibile. Dai, 20 secondi. Penso siamo arrivati. Sì. Perfetto, questo ci dà $250. Te vedrai. Ah, caga. Cogliamo questa pianta. Vediamo cosa c'è qua dentro. Un bunker. Oh, cosa ci fa qua un pirata appena ucciso? C'è una lettera perduta, guarda lì. Guarda che sentieri che ci sono qua. Assurdo, raga, bellissimo. Quindi diamo un'occhiata alla mappa che finalmente adesso si è sbloccata. Possiamo ritornare alla baraccopoli ed entrare su quel bar dove è entrato il tizio vestito in bianco. Vediamo dove ci porterà. Ok, ci siamo. Hai 10 secondi per dirmi chi sei, prima che faccia detonare a distanza il C4 sotto il tavolo e faccia esplodere la baracca come un petardo. Cazzo. Gesù! Ne dubito. 5 secondi. Jason Brody. Davvero? Sì. Ah, Gesù aveva capito. Sì. Oh no, quale risposta mi fa saltare? Pragmatico. Inizi bene. Ma ti consideri un patriota, Mr. Brody? Vedi, un vero patriota non si limita a mettere la mano sul cuore mentre mangia un hot dog allo stadio. Così è una cazzo di passeggiata e scusa il latinismo. Il vero patriota succhia la tetta della signora Libertà. Quando sente un fratello morto in guerra, il patriota chiede: abbiamo vinto? Ed esulta all'annuncio della vittoria. Allora, sei un vero patriota o uno di quegli hippie figli di papà che frignano se al negozio sono finiti i jeans di marca? Un vero patriota. Bingo, proprio così.
Comunque Vass ha il tuo amico Oliver Carswell e io sto cercando Keith Ramsey. Perché li cerchi? Sapere tutto sull'isola è il mio lavoro. Posso aiutarti, ma devi giocare con me. C'è una cosa che cerco. Scambiamoci i favori. Ci Ok. sto. Attenzione. Attenzione, questo sembra dalla nostra parte. intanto. Jason. Cosa sei? Una specie di spia? Qui lo dico e qui lo nego. Dai, scherzo. Lavoro per Langley, agente Willy Santley. Fantastico. Mi serve l'aiuto dell'esercito e del governo. Non puoi. Sono sotto copertura, non in contatto con l'agenzia. Sei qui da solo? No, scherzi? Ho la mia squadra. Sono in missione, ma torneranno. Le scansioni che hanno mandato aprono un bel vaso di Pandora. Ora non posso parlartene, ma fidati, è grande. Sembra enorme. Però mi servono più dati, dalla fonte. Flammenwerfer. Lanciafiamme. Questa bellezza l'hanno inventata i crocchi. Hoyt Volker è il capo del tuo caro amico Vass. Inoltre gestisce la più grande Attenzione. tratta di schiavi del Pacifico del Sud. E per finire coltiva droga. Se diamo fuoco ai campi alla sua barca, verrà qui in canoa. Io ottengo quel che voglio e scopriamo dove sono i tuoi amici, compri? Mi sembra che lo dicano bene solo i francesi, è una roba francese. Come mangiare le lumache, giusto? Capisci? Comunque, ecco l'arma. Grazie mille, mamma mia. Grazie. Così mi piaci. Ricorda la barca. Sì, capito. Mi fido di te per questa cosa di Hoyt. Attenzione. Lasciamo il cecchino. Vabbè, mi sa di sì per adesso. Niente. Lasciamo il mio cecchino. Perfetto, va bene, va bene. Qua c'è un negozio, attenzione. Ma buon tollo, signorina. Allora, vendiamo tutto quello che abbiamo. Abbiamo $700. Guarda questo qui, lanciagranate 2700. Ah, il lanciafiamme ce l'ha appena sbloccato. Poi cosa abbiamo? Armi uniche. Vabbè, che è un super revolver, ma costa un mare di soldi. Forse Dennis sa qualcosa su Hoyt. Ok, chiamiamo Dennis. Ciao, Dennis. Jason, cosa hai trovato? La visione mi ha condotto all'uomo in bianco. È una spia o qualcosa di simile. Buffo. Non ne ho mai sentito parlare sull'isola. Mi ha detto del boss di Vass, Hoyt. Hoyt Volker. Stagli lontano, Jason. Pensi che Vass sia pazzo, ma tutto il male dell'isola viene da Hoyt. Ha fottuto il cervello di Vass. È lui il burattinaio. Minchia, attenzione. Ok, starò attento. Bene, esci dalla casa. Questo l'ho fatto, dobbiamo andare verso di lì. Raggiungi le piantagioni di droga. Bene, direi di farci questa fantastica missione dove dobbiamo bruciare tutte le piantagioni di marijuana del nostro Hoyt, farlo incazzare come un cane e magari così facendo scoprire la posizione dei nostri amici. Vediamo dove li portano, dato che qua abbiamo capito comunque che li vendono come schiavi al mercato nero. Quindi immaginate che giro di merda che c'è su quest'isola. Sembrano dei carciofi queste piante. Bene, adesso il problema è solo che siamo a piedi e dobbiamo raggiungere un posto che non so quanto può essere lontano. Madonna mia. Sempre fuori zona, sempre l'antenna dobbiamo farci ogni volta. Non vedo l'ora di provare pure questo lanciafiamme, vediamo. Guardalo lì. C'è una cassetta nel nulla con un falò acceso. Guarda quanto sono fighe le ambientazioni di Far Cry 3. Accendino scarico e $35. Però si iniziano a trovare pure più soldi, ho notato. Prima nelle casse trovavamo tipo $10, $20. Secondo me è una cosa che va a modificarsi man mano che miglioriamo il nostro portafoglio. Sarebbe bello migliorare, tra l'altro, raga, come cazzo si chiama? Fiondine per armi, zaini no, borsa per munizioni. Ci vuole là il bufalo. Ok, siamo già entrati quasi nella zona non scoperta. Dovrebbe esserci la piantagione di Hoyt. Vorremmo vederla già da qui. Dovrebbe essere quella, non vedo un cazzo, però sì, ha l'aria di essere una piantagione, guarda lì. Come possiamo fare a scendere senza romperci le ginocchia? Dobbiamo farci tutto il giro. Piano. No. Ma veramente mi sono bloccato così? Ma dai raga, non è possibile una roba del genere. Ok ragazzuoli, io porca puttana non so che dirvi. Una volta crash, una volta mi buggo malissimo e non mi si muoveva più il personaggio. Comunque c'è di buono che a sto giro abbiamo trovato la macchina
E possiamo dirigerci direttamente verso le piantagioni. Aia, aia, aia. Aia, ho dato fuoco a tutta la giungla. Ok. Come capire se Sly è passato di qui? È molto semplice. Comunque sì, siamo arrivati alla piantagione. Il problema è che abbiamo fatto anche un bel po' di rumore e io mi sto continuando a spaccare le ginocchia sprecando siringhe preziose. Sì, aspetta che devo provare il lanciafiamme, ho capito, però c'è gente. Quello è uno, no? Ok, c'hanno i cani di merda. Che cazzo è? Lo sento ma non lo vedo. Ok. Ok, ok, con calma, con calma. Facciamo esplodere l'esplosivo, magari prende fuoco comunque. No, dammi l'arma. Certo che gli altri se ne accorgono adesso di tutto sto bordello. Boh, vabbè, diamo fuoco. Ok, brucia tutte le piantagioni. Dai, dai, queste due sono fatte, perfetto, sono scomparse. Possiamo intanto tirare una molotov. No, ho tirato una granata. Ecco qua, tira una bella molotov. Magari brucia. Salvate le piante! Ti ha salvate le piante, raga. E qua è pieno di gente, dobbiamo stare attenti. Oh, oh, oddio, che cazzo è esploso? Minchia, il nostro personaggio giustamente è un ragazzo. Dice che ha un sacco d'erba, hai ragione. Ok, guarda come stiamo dando fuoco a tutta... Ma c'è sto cane qua che è buggatissimo, raga. Ma questi sono barili d'acqua, guarda. Che non sono serviti a un cazzo. Perché glieli abbiamo bucherellati. No, 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 non cambiare l'arma. Roba qua che con F premuto ti prende pure l'arma. Oh, bello, abbiamo trovato un kit. Ok, qua possiamo dare fuoco a tutta la situation. Minchia, Jason è proprio gasato, raga, a usare sta roba. Oh, munizioni. Perfetto, dai, li stiamo bruciando tutti. Mamma mia, raga, bellissimo. Ok. Aia, aia, aia. Ok, dai, 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 dai. Guarda come ci ripariamo. Ci sono un mare di nemici qua. Fatto fuori. Ne vengono altri. No, no, raga. Aspetta, aspetta, sto finendo i colpi. Devo cercare di fare dei colpi alla testa. Mamma mia, raga, il panico. Uno sta bruciando. Mi rimane lui. Aia. Porca puttana. Ricarica, ricarica che ho trovato i colpi. Pericolosissimo. Dove cazzo è poi che non lo vedo? Pure da dietro. Madonna. E che cazzo, levati dal cazzo. Ok, c'è ancora questo campo qui da bruciare. Perfetto, digli che vengano. Che vengano. Oddio. È bellissimo, raga, il lanciafiamme, non pensavo. Ok, gli altri mi mirano da lontano, giusto per rompere il cazzo. Però in teoria ho finito. Questo qui era l'ultimo campo. Bene, bene, posso allontanarmi da qui? Mamma mia, è pieno di gente che mi mira. Meno male che qua ci sono le munizioni. Madonna mia. Vai, 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 vai. Stiamo facendo però le cose non proprio male. Ci sono altri che stanno venendo qui da me. Ma dai, vai, cagare. Non so se dai prossimi episodi, raga, spostarvi pure la cam. Oh cazzo. Aia, in che senso mi scavi il culo? Merda. C'è uno che è in una torretta. C'è uno che è in una torretta sicuro. Sì, possiamo aggirarlo forse da qui però. Oh, lì ce n'è un altro. Fatto, colpo alla testa. Dove cazzo è questo nella torretta? Aia, madonna ma... Oh, 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 oh. Wallbang. Aspetta un attimo, ho un'idea bella. Cagare. Penso di averlo. Fatti? Vai a parlare con Willis. Ok, posso andarmene in teoria. Cos'è sto tempo? Carico sospetto. Prendi tutto qui. Non ho capito bene cosa significa questo tempo. Ah, ok, non è un cazzo, bene. Abbiamo fatto? Bene. Bene. Molto bene. Andiamo a parlare di nuovo con il nostro Willis là, come cazzo si chiama. Mamma mia, raga.
Che bordello che abbiamo fatto. Prendi tutto qua. Mamma mia, il panico. Adoro il lanciafiamme. Quei tedeschi, che ti devo dire? Loro sì che sanno come bruciare le cose. Tieni un auricolare. Grazie. Esci mai in ricognizione con i ragazzi? No, no, no. C'è un motivo se ho qui una bandiera americana. Qui ci sono civiltà e ordine. Là fuori, la giungla. Le sinapsi del cervello si spengono a poco. Ti dimentichi da dove vieni. Chi sei? Sì, allora qualcosa sul mio amico Oliver. Sono quasi riuscito a venirne a capo. Lo sento. A proposito, stai diventando famoso. Come sto diventando Tempo delizioso, vero? Perché, boss, organizzi una parata? È per questo che mi piaci, Vas. Perché mi fai ridere. Nel giro sono tutti troppo seri. Ma tu no. Allora, che mi dici del bamboccio? Sai cosa? Non me ne fotte un cazzo di lui. Ma proprio un cazzo. Davvero? E io? Che ci faccio? Quando avrò i soldi del riscatto, i suoi amici li venderemo al volo. Ho ammazzato il fratello più grande. Ho fatto quello che volevi al più piccolo. E mia sorella sta tatuando quella mozzarella. Me ne sbatto i coglioni di tua sorella. Devi ringraziare me se la tua testa non è impalata sull'antenna della mia auto. Quindi mi piacerebbe molto se ti fregasse più di un cazzo di Jason Brody. Ok, va bene. Perfetto. Giornata splendida oggi. Come si chiama quel villaggio là in fondo? Beras. Simpatizzanti dei nativi. Hanno rubato una bolla di trasporto a cui tengo molto. Andrò a salutarli. Mi ha attenzione. fatto piacere vederti. Devi andare a Beras, Jason. Scommetto che sulla bolla c'è Oliver. Chi ce l'ha? Te lo dico quando ci arrivi. Ho da fare ora. Sai dov'è la porta? Attenzione ragazzuoli. Mamma mia, che colpo di scena qua. Bello, bello, come si fa intrigante la storia. Fantastico. Esci dalla casa. Perfetto, vai alle risaie. Quindi noi dovremmo andare a qua vicino. Ma dai, non lo so. Un uomo chiamato Hoyt. Ah, perfetto, si è completata. Bene, volendo questa missione potremmo anche farla nell'episodio nel prossimo episodio probabilmente. Ci andiamo a fare un bellissimo avamposto. Ci andiamo a fare questo avamposto qua, così ci liberiamo un po' la zona. Maria. Perfetto. E dai, le armi non sembrano male. Tra l'altro mentre ci liberiamo l'avamposto, dopo mi riprendo il mio cecchino. Il problema adesso è che abbiamo un caricatore soltanto di quest'arma. Quindi spero che mi basti, no, per fare sto avamposto. Se no è un bordello. Ok, l'avamposto è quello lì. Vediamo se già da qui vedo qualcosa. C'è un cecchino. Allora, un cecchino che già mi sta mirando. Lì c'è l'antenna. Un altro nemico. Se vado di qui non ho ripari, devo passare da quest'altro lato. Vediamo se riesce qualcosa di utile. Tiriamo una pietra lì. Perfetto, attiriamo l'attenzione di questi due. Sì, proprio. Perfetto. Però abbiamo disattivato le allarme. Era la posizione da dove avevamo iniziato che è sbagliato. Oh, 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 oh. Che cazzo sei, pazzo? Guarda, sta inseguendo. Ma muori. Cagare. È morto. Ah, che cazzo, mi inseguiva così. Bene, bene. Ci siamo fatti un altro avamposto. E io sto bruciando insieme all'avamposto. Cos'è? Mamma mia. Sto bruciando. Vai a cagare. Cos'è? Usa lo shotgun fornito per abbattere il raro bufalo monocorno. Aspettate, raga. Questa missione ce la facciamo perché il bufalo serviva sia per fare le munizioni, trasportare più munizioni, sia per quanto riguarda il monocorno ci andava a fare una cosa che già avevamo maxato al massimo. Adesso non mi ricordo cosa, forse lo zaino. Quindi il raro bufalo. E dobbiamo usare lo shotgun per fare questa roba. Quindi io direi di portarci il nostro shotgun. Ci avevamo messo una skin. Cosa abbiamo? Abbiamo il mirino. Non abbiamo un cazzo, solo il caricatore esteso. Ah, è il mirino notturno. Ah no, ok, c'era il colore. Bene, usa al posto del lanciafiamme. Aia, ma porca madonna. Cos'è, dingo? Dimmi che è dingo questo qui che mi serve. Perfetto, mi serviva per fare una ricetta.
Dovremmo riuscire a farlo. Vediamo, preparazione. Portarazzi. Oh, pelle di dingo. Poi ci vuole la tigre. Attenzione. Ah, e la faretra? Ah, posso fare le frecce infuocate. Belle però il fatto di fare le frecce infuocate così non è ma... Aia. Madonna. Ah, comunque il pompa è bellissimo, raga, eh. C'è poco da dire il pompa. Pompa, spari un colpo. Poi ho voluto portare il mio proprio per l'occasione, perché almeno non usiamo quello fornito che è il classico pompa che ti dà il gioco. Mi fido più del mio. Vediamo se riusciamo a preparare qualche siringa, raga, che non ne abbiamo. Abbiamo 2 punti abilità, tra l'altro. Perfetto, abbiamo altre 5 siringhe, speriamo bastino. Ah, i tapiri, Maria, non so se mi servono. Speriamo di non crashare prima di concludere. Guarda qua di piante blu che ci sono. Ok, ragazzuoli, siamo nella zona. Ci spariamo un istinto di caccia. Ok, già vedo i bufali. Uno di loro però è un bufalo monocorno. È molto forte. Vediamo questo qui che dorme. Figlio di puttana. Vieni qua. Qua ti scuoiamo tutto. Ok, già posso realizzare una ricetta. Ok, con calma. Figlio di puttana. No, mi sono stoccato la caviglia. Cagare. Guarda come saltella, è incredibile. Vuoi scuoiarlo prima che... Ok, grazie. Però questi qui sono dei bufali normali. Non abbiamo ancora incontrato il monocorno. Quindi in teoria ne ha uno solo di questi. Ok, intanto scuoiamo. Scuoiamo la terra più che altro. Ok, spariamoci un altro istinto. Quanti corni hai tu? Ne vedo... Ne ha uno. E lui? Mica sei resistente. Eccolo qua, il monocorno. Che è il triplo della resistenza solo per avere un corno in meno. Perfetto, ragazzuoli, è una missione compiuta. È una missione stracompiuta. Però qua dentro c'è una reliquia. Il problema è come cazzo si entra. Ci sarà sicuramente l'entrata qua dall'acqua, sicuro. No? Eccola. Guardala qui, tra l'altro notiamo anche il 25% più veloce. E adesso come cazzo salgo? Mi sa che questa qui è un'uscita, non è un'entrata. Io prima di salutarci ovviamente mi vado a fare con voi queste robe qui della preparazione di oggetti. Dov'è? Eccolo qua. Allora possiamo fare il portafogli massimo con il monocorno che abbiamo appena preso. Quindi il portafoglio ce l'abbiamo al massimo. E la borsa per munizioni la possiamo fare. Adesso serve un'altra tigre per poter fare ancora più colpi. Signori, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 3. Un bacione, ciao belle mie, lasciate like, commento, condividete anche a vostra madre. Alla prossima, ciao belle mie.